hanno detto no alla soluzione Caserma Serena, hanno detto no alla caserma Piave e hanno detto no pure alla caserma Salsa. Si sono incontrati questa mattina i sindaci della cintura urbana di Area PD per fare il punto sulla delicata questione accoglienza. Tutti hanno contestato la linea di Luca Zaia, sottolineando che un intervento del presidente della regione permetterebbe di gestire meglio il problema e che con un coordinamento forte si garantirebbe di ripartire meglio i carichi per ogni territorio. Proprio per questa ragione i sindaci hanno anche chiesto al governatore un incontro. I sindaci del Trevigiano chiedono questo incontro. Io è evidente che ho l'obbligo, il dovere di ascoltare i sindaci e appoggio questa richiesta. Questo coordinamento permette di far sì che dopo l'assorbimento sia ben distribuito e gestibile da parte di tutti, perché poi i numeri sembrano meno spaventosi nel momento in cui li gestiamo in maniera gestibile. L'obiettivo dei primi cittadini è quello di trovare un piano B che permetta un assorbimento soft dei profughi. Si chiama tecnicamente hub regionale, alcune regioni ce lo hanno già ed è la struttura dove di fronte a questa emergenza arrivano questi anche numeri un po' improvvisi perché non si sanno e da lì devono essere smistati dove si trovano i luoghi idonei. E tra le opzioni messe sul piatto dai sindaci veneti dopo la bocciatura dell'ipotesi caserme spuntano gli ospedali dismessi. Si è parlato di ospedali appena dismessi, forse sono le strutture che hanno meno problemi, forse dico.